Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Fosse lei, fosse Dio, fosse quello che voglio, come noi, se ne stai, non ci metto di fumare, visto mai, che mi sospiri di più, che mi sospiri di più. Stai, se ne stai, come lei, meno donna, poco gay, chi lo sa, tanto sei, la mia stella, stai, colpa forma di S, dolce piede sul mio gas, quando sto per sospirarti di più, per sospirarti di più. Se stai, te ne stai, che c'è nei suoi occhi un SOS che mi dà brividi, tipo quando solo stai e la vuoi, e ti vuoi, e non dormiresti mai. Stella stai, stella tu, per sospirarti di più, per sospirarti di più. Dal cielo del sud, chi viene fuori sei tu, sei tu. Non da un figlio sei tu, dagli tuoi occhi se no, e torna a fare a questa porca, voglio tenerti tra le mie, marcia, mi metti dopo lei, lo sai, per questo stella stai. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia. Era il 1980 con Umberto Tozzi. Stella stai, su di me. E vabbè, ogni tanto viene il momento Tozzi pure a me. D'altronde, prima dei Daft Punk che hanno fatto una canzone con la sola espressione Around the World, c'è stato uno che ha fatto una canzone con Ti amo, ripetuto con un'infinità di volte. Quell'uomo è Umberto Tozzi, un uomo leggendario, grande autore oltre che grande cantante. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1083 di oggi, giovedì 20 di novembre, l'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340 670 9679 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, che attendiamo ovviamente numerose, oppure 0292947222 quando lo dirò io per poter intervenire attraverso il telefono. Ma adesso è giunto il momento di egli, l'implacabile Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi, con Diritto e Rovescio. Vai pure, Natalia. Angela Merkel è rimasta al potere come cancelliere in Germania per ben 16 anni consecutivi. Poi non ha voluto più presentarsi alle elezioni politiche, ma se si fosse candidata un'altra volta sarebbe stata rieletta sicuramente. E ciò anche se sono in molti oggi in Germania che l'accusano di aver portato alla crisi economica il suo paese che un tempo era fiorente.
precedente. È stata infatti sicuramente la Merkel che ha promosso la dipendenza energetica della Germania dalla Russia, è sempre stata la Merkel a puntare sul mercato cinese nel quale oggi non può più crescere, è stata la Merkel ad aver deciso la chiusura anticipata degli impianti nucleari esistenti in Germania ed è stata ancora la Merkel che nel settembre del 2015 spalancò le porte del suo paese a 1 milione di immigrati che non ha saputo utilizzare o assimilare. Ciò nonostante, dice il settimanale tedesco Der Spiegel, se la Merkel si ricandidasse sarebbe rieletta, perché nonostante tutto la Merkel per i tedeschi è restata la Mutti, cioè la mammina. Non a caso il suo libro biografico dal titolo Libertà, uscito lo scorso Natale, ha già venduto 600.000 copie e alla sua recente presentazione al Teatro dell'Opera di Bonn tutta la platea era prenotata con i posti a 50 euro l'uno. Insomma, la Germania ha nostalgia della signora Merkel. Ok. Nel frattempo noi ci prepariamo per il Qui Parlamento. L'ospite di questa sera è l'onorevole Jacopo Morrone. Parleremo della proposta di legge che modifica le norme inerenti alla cittadinanza, alla disciplina dell'immigrazione e alla condizione dello straniero, anche perché, come sapete, non si tratta solo di controllare l'immigrazione, ma è anche dare, come potremmo dire, un giro di vite alla cittadinanza italiana, visto e considerato che ci sono determinati paesi in Italia dove si presenta gente che ha un cognome italiano ma che parla esclusivamente portoghese o inglese e così via, e dice vabbè, ma tanto mio Trisavolo era partito da qua alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, quindi io posso venire a rivendicare la cittadinanza italiana. Comunque, noi ci siamo e allora sigla, Qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora do il bentornato all'onorevole Jacopo Morrone. Onorevole, buonasera, come va? Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Molto bene, grazie. Allora, onorevole, qui tocchiamo un tema bello delicato e anche molto importante, specialmente dal punto di vista della Lega. Allora, questa proposta di legge sulle disposizioni inerenti cittadinanza, disciplina dell'immigrazione e condizione dello straniero. Io mi ricordo quando si faceva privato da matricole all'università, il famoso, credo fosse l'articolo 5, può essere delle preleggi, comunque c'è uno degli articoli delle preleggi che dice appunto la condizione dello straniero che ha messo a condizione di reciprocità con le norme italiane, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, cosa prevede questa nuova proposta di legge? È un pacchetto cittadinanza, è un inizio e va a intaccare, a modificare la legge sulla cittadinanza, quindi la 91 del 92, e il testo unico per l'immigrazione, quindi il decreto legislativo 286 del 98. In particolare cos'è che ci siamo accorti ed è sotto gli occhi di tutti sulle cronache? Innanzitutto il welfare che sta scoppiando, nel senso che il peso dei migranti irregolari e regolari purtroppo è sulle spalle dei contribuenti italiani, delle nostre regioni, del nostro Stato, e questa spesa sta aumentando in modo così indescrivibile, senza sosta, e quindi per poco potrà essere sostenuta. E quindi sostanzialmente si cercherà, noi abbiamo cercato con questo progetto di legge innanzitutto di far sì che chi voglia la cittadinanza italiana se la meriti, e quindi alcune condizioni che sembrano ovvie ma non lo erano evidentemente fino adesso: un test o un esame di integrazione, quindi sapere, conoscere l'italiano secondo i canoni B1, non avere condanne penali né procedimenti penali in corso per delitti non colposi, e cercheremo di allungare anche per il minore, quindi i cosiddetti maranzini che compiono 18 anni e immediatamente sembrava quasi scontato avere la cittadinanza italiana, d'ora in poi dovranno aspettare 4 anni. Ce la dovranno meritare. Noi non siamo contro la cittadinanza, ci mancherebbe altro, ma chi chiede, chi ha cittadinanza deve meritarsela, e chi non se la merita è giusto che gli venga revocata. Quindi ci sono
regole più rigorose e modalità per le cause di revoca della cittadinanza, e quindi oltre al terrorismo, l'evasione per l'ordinamento della costituzionale, e qui era già prevista la revoca della cittadinanza, ma erano casi limitatissimi, noi abbiamo aggiunto che chiunque viene condannato in maniera definitiva a una pena maggiore di 5 anni o condanna definitiva a superiore a 3 anni per reati espressione di violenza di genere, pensiamo alla costrizione, induzione al matrimonio, pratiche di mutilazione di organi genitali femminili, gli debba essere immediatamente revocata la cittadinanza. Perché dico immediatamente? Perché oggi bisognava attendere che quella sentenza passasse in giudicato, quindi devono trascorrere 10 anni. Noi abbiamo cercato con questa legge anche di accorciare questo periodo da 10 a 2 anni. Quindi l'obiettivo è che chiunque abbia cittadinanza italiana se la meriti, e nel caso commetta reati particolarmente gravi si possa essere revocati immediatamente. Prima parlavo del welfare, perché cosa succede? Un welfare che sta ormai scoppiando, perché i migranti poi cosa fanno? Chiedono il ricongiungimento, quindi iniziano a portare nel territorio italiano i figli, i fratelli, i parenti, i nonni, gli zii, i cugini, eccetera, eccetera. Noi con questa legge chiediamo che chiunque faccia domanda del ricongiungimento li possa mantenere. Cioè, fino adesso era sufficiente avere poco più di 7.000 euro e quindi qualche somma in più di 10.000 euro di reddito licitamente guadagnato, quindi dimostrabile, per ricongiungere ad esempio la moglie. Con questa legge qui, triplicando questi importi, se si vuole ricongiungere il coniuge, ad esempio 2 figli, non saranno più necessari 17.500 euro, ma ben 42.000 euro. Qual è la ratio? La ratio è che chiunque chiede ricongiungimento abbia la capacità economica e finanziaria per mantenere queste persone, che poi immagino lavorino, si adoperino e probabilmente potranno anche diventare cittadini italiani. Io non escludo questo, però con regole molto più severe, perché questa è la cosa più importante. Quindi noi cerchiamo di fare questo pacchetto di cittadinanza che ha sostanzialmente delle norme antimaranza, aumenta i casi di revoca della cittadinanza, dei nuovi filtri per questi ricongiungimenti e naturalmente più requisiti per la richiesta di cittadinanza. Ecco, appunto, mi sembra abbastanza chiaro che come filosofia la cittadinanza non sia un punto d'arrivo, ma un punto di partenza per vivere appunto appieno il nostro paese, la nostra cultura, la nostra civiltà. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Senta, onorevole, c'è anche un altro fatto. Qualche tempo fa sulla stampa abbiamo letto di paesi e paesetti nel nostro stivale, dove magari arrivano richieste da parte di gente che ha un cognome italiano ma parla solo portoghese o parla solo americano, e dice vabbè, ma tanto mio trisavolo è partito all'inizio del Novecento e quindi mi dovete dare la cittadinanza italiana. C'è un certo movimento di gente che nei fatti non è più culturalmente neanche assimilabile agli italiani, che di italiano, ripeto, ha soltanto il cognome, che però cerca di prendere la cittadinanza. Ci sarà una stretta anche su questa cittadinanza facile? Guardi, noi abbiamo cercato di togliere tutti i casi e le eccezioni di cittadinanza facile. Condizione necessaria, passare un esame di integrazione, un test di integrazione, dove è necessario conoscere l'italiano almeno come B1, il sistema si chiama QCER, che è il sistema riconosciuto in Europa, di modo che tutti quelli che chiedano o siano in possesso della cittadinanza abbiano queste conoscenze di base. Ma perché? Perché siamo cattivi? No, perché quella conoscenza minima della lingua serve per conoscere le nostre regole, per conoscere le nostre tradizioni, per rispettare i nostri usi, le nostre consuetudini, per rispettare il paese che li ospita. Pensiamo banalmente anche a un semplice operaio che va in un cantiere e non riesce a leggere neanche le norme di comportamento di quel cantiere, probabilmente mette in pericolo la sua stessa vita. Quindi noi dobbiamo far sì che ci sia una base di conoscenza dell'italiano che è il B1 per dare una cittadinanza. Diversamente questo non può più proseguire, nel senso che comunque è una condizione minima necessaria per poter vivere, integrarsi e contribuire a un paese. Ecco, noi diamo un'inversione di tendenza. Qui è stata la politica dei porti aperti di tanti anni di governo di sinistra, ci ha portato in questa situazione dove ci sono centri urbani, centri storici lasciati nel degrado più completo, dove ci sono immigrati anche di seconda generazione che hanno messo a ferro fuoco le città, hanno spaventato i nostri cittadini.
Noi vogliamo un'emigrazione dove ci siano persone che credano, che pensano che la cittadinanza sia un premio, che vogliono contribuire. Non ci facciamo illudere dalle parole della sinistra. Ormai la filastrocca che gli immigrati ci pagano le pensioni sono parole al vento, ormai se ne sono accorti tutti, è stato un bluff. Quindi noi invece cerchiamo, in un paese come l'Italia, che è accogliente, perché ci sono 5,3 milioni di stranieri regolari, il 9% della popolazione, con picchi anche molto più alti in determinate città del nord o altro. Quindi è un fenomeno importante che però va gestito. Diversamente si rischia di trasformare in una banlieue, si rischia di trasformare in luoghi di degrado dove i cittadini italiani hanno timore e paura. E per quanto riguarda il welfare, lo ripeto perché lo voglio sottolineare, non può accadere che un cittadino italiano non possa curarsi perché non è abbiente, perché non ha possibilità economiche, e grazie ai congiungimenti l'ultimo immigrato che arriva dalla porta si cura i denti, usufruisce del servizio sanitario e quant'altro. Dispiace, ma lo abbiamo sempre portato avanti da tanti anni a questa parte. Non è uno slogan, ma è un pensiero non solo politico ma di vita: facilitare e aiutare sempre prima gli italiani. Molto bene, allora onorevole, io la ringrazio e ci sentiamo presto. Grazie a tutti voi e buona serata. E allora adesso pausa e poi Gabriella Ronza con Epos, le etichette sociali e le parole non innocue. A tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, la Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, cioè noi sono numero chiuso. Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare il regalo al Signor Dutour, perché il Signor Dutour voglio qualcosa di straordinario. Allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono. Chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su agenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto. Fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Benvenuto in questo nuovo video. È da un po' di tempo che non parlo di me, sono un'autrice fantasy, una giornalista e soprattutto una docente di materie letterarie nelle scuole superiori. La mia vita, i miei hobby, le mie passioni, ma soprattutto il mio lavoro, la mia professione si basano sulla comunicazione. L'uso delle parole è un argomento che mi interessa tantissimo. Tant'è vero che ne ho già parlato in qualche scorso contributo e troverete il link nell'info box. Ma oggi voglio riprendere l'argomento parlando delle etichette sociali. Come vi stavo dicendo, per attitudine,
forma mentis, formazione, ritengo le parole uno strumento potentissimo per plasmare il mondo. Se è vero che i pensieri plasmano la nostra realtà, le parole pronunciate ad alta voce, che sono pensieri pronunciati ad alta voce, plasmano appunto il mondo. Di queste però mi concentro su un aspetto, la loro capacità di etichettare le situazioni, le cose e le persone, e in queste etichette spesso imprigionarle. Di recente mi sono imbattuta in un video di Michela Murgia, che è stata una delle intellettuali più brillanti del nostro tempo, che come sicuramente saprete è venuta a mancare circa 2 anni fa. Ecco, in quell'intervento Michela Murgia diceva: state attenti a come vi chiamano. Ogni volta che vi danno un'etichetta stanno dicendo in che rapporto sono con voi. Noi chiamiamo le cose per come siamo, non per come sono. È un messaggio potentissimo che mi ha profondamente turbata. Per cui voglio muovere una riflessione. Effettivamente quando qualcuno prova a descriverci non sta dicendo molto di noi, ma del proprio modo di filtrare il mondo, di interpretarlo. Sicuramente avrete sentito il detto che la storia viene scritta dai vincitori, ma questo va oltre la questione storica, riguarda ogni cosa, riguarda i titoli di un giornale, i percorsi storici, il linguaggio quotidiano. Le parole possono indirizzare percezioni e costruire intere narrazioni. Vi faccio un esempio pratico. Pensate a questi 2 titoli per la medesima notizia. Imprenditore under 30 raggiunge le vette del mercato. È un titolo positivo che dà rilievo all'azione di questa persona. L'altra versione potrebbe essere: giovane speculatore minaccia i grandi del settore. La notizia è la stessa, il succo del contenuto pure, eppure i 2 titoli danno 2 possibili interpretazioni di quello che è accaduto. Lo stesso esempio potrebbe essere pensando a 2 titoli per una stessa notizia sul turismo. Paese multietnico diventa meta del turismo, paese di immigrati accoglie sempre più persone. Anche in questo caso il titolo indirizza a una diversa interpretazione. Le parole non sono mai innocue, ma orientano continuamente idee, giudizi e atteggiamenti. E questo vale per tutto. Dunque, ancor di più per le etichette sociali. Pensiamo a etichette come normale, diverso o strano, abile o disabile. Per la maggior parte di queste si tratta di veri e propri costrutti sociali. Nascono per semplificare la comunicazione, ma finiscono per essere delle vere e proprie gabbie, per determinare confini molto rigidi. Quando ci abituiamo a chiamare qualcuno in un certo modo, iniziamo anche a trattarlo di conseguenza. Lo straniero è tale perché un gruppo di persone si percepisce come autoctono. Il povero è povero solo se rapportato a chi ha di più. E non è detto che una persona ritenuta povera in un certo contesto sociale lo sia davvero o lo sia comunque in altri contesti. Lo stesso vale per le etichette legate alle etnie, all'orientamento sessuale, alla disabilità. Prendiamo proprio quest'ultimo esempio, la parola disabile. Questa non descrive soltanto una condizione fisica o mentale, ma un rapporto sociale. Esiste infatti in contrapposizione a un presunto abile. Ma chi decide cos'è davvero abilità e cosa non lo è? Chi stabilisce i confini tra normale e diverso? In ambito giuridico e istituzionale si sta lavorando per promuovere un linguaggio molto più inclusivo. D'altronde l'obiettivo non è più far adattare la persona al mondo, ma rendere il mondo adatto a tutti, rivedendo il concetto di abilità in ambienti accessibili, privi di barriere o di strumenti discriminatori. Sapete che amo coinvolgere anche la mitologia in questi ragionamenti. Pensiamo al personaggio di Medusa, etichettata a più riprese come mostro, eppure si trattava semplicemente di una donna punita ingiustamente. E gli eroi antichi, spesso portatori di violenza, omicidi, tradimenti, la società dell'epoca li definiva, li etichettava come eroi,
ma se osservassimo questi atteggiamenti condotti nella società di oggi non useremmo mai questa etichetta, e anzi il concetto di eroe è profondamente cambiato nei secoli. Questo per dire che ogni volta che usiamo una parola stiamo costruendo un confine e una comparazione. Nessuno di noi è davvero racchiudibile in un'etichetta. E allora cosa possiamo fare per rendere il linguaggio quanto meno discriminatorio possibile? Beh, anzitutto diventarne consapevoli delle parole che usiamo e del loro impatto. Come vi ho detto, chiamare qualcuno in un certo modo non è mai un atto neutro, è spesso un atto sociale, culturale, perfino politico. Dire che qualcuno è brutto vuol dire giudicarlo rispetto a canoni estetici che sono cambiati nel tempo. Dire che qualcuno è povero implica un confronto economico che può variare a seconda del contesto geografico e culturale. Il secondo passo è quello di provare a guardare al di là delle etichette, cercare di vedere le persone nella loro unicità e complessità, non ridurle mai a una sola parola. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Se questo argomento vi interessa, lasciate un like o un commento. Voglio davvero sapere cosa ne pensate. Se vi va, iscrivetevi al canale, così da non perdere alcun contenuto. Intanto io vi saluto e vi aspetto qui nel prossimo video. Ciao! E ringraziamo la nostra Gabriella Ronza per Epos, le 18:40 minuti e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. E questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, adesso siamo al faccia a faccia. Io ho parlato oggi pomeriggio con Suad Sbai, che come sapete è responsabile del Dipartimento Immigrazione e Integrazione della Lega, e abbiamo commentato alcuni dati che arrivano da Oltralpe a proposito dei ragazzi di seconda e terza generazione. State a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure, Natalia. E allora, la mia gradita ospite di stasera è un graditissimo ritorno, Suad Sbai, che come sapete è responsabile del Dipartimento Immigrazione e Integrazione della Lega. Suad, allora io ho qui in mano pagina 2 del Tempo di oggi, il sondaggio shock della Francia sui giovani musulmani, pezzo di Giulia Sorrentino. Arriva uno studio inquietante di IFOP condotto dall'89 a oggi sui musulmani d'età compresa tra i 15 e i 24 anni che vivono in Francia. A differenza dei più grandi. Sondaggio da cui si evince che una gran parte di loro preferisce la Sharia alle leggi repubblicane. Il sondaggio rivela che i musulmani sotto i 25 anni osservano i comandamenti della loro religione in modo più rigoroso rispetto ai loro coetanei più anziani. Qui il 44% ritiene che il rispetto delle regole dell'Islam sia più importante di quello delle leggi francesi, percentuale che sale al 57% tra i 15 e i 24 anni. Poco meno di un musulmano su 6, 15%, interrogato in Francia è convinto che la Sharia debba essere applicata integralmente, qualunque sia il paese in cui si vive. E poi, naturalmente, c'è il commento dell'eurodeputata Anna Maria Cisint che dice sarebbe ora di limitare l'ingresso di islamici nel nostro paese. Ma Suad, scusa, come fanno queste seconde generazioni che vivono nella libertà e nei diritti? Perché la Francia mi pare tutto meno che un paese illiberale o addirittura fascista. Come fanno ad accettare o addirittura a desiderare l'applicazione integrale della Sharia? Ma intanto secondo me è un articolo fatto malissimo, perché non è questa l'inchiesta. L'inchiesta è tutt'altra cosa. E mi dici il 50%, no? Ti dico che praticamente sono il 44% dei musulmani sotto i 25 anni dicono che il rispetto alle regole sia più importante delle leggi francesi, percentuale al 57% nella fascia 15-24 anni. Sì, di 15-24 anni stiamo parlando, sì. 15-24 anni. Noi quante volte ne abbiamo parlato di questo tema? Tante volte. Tantissime volte. Le ricerche internazionali mostra che l'atteggiamento verso la Sharia non cambia nulla. C'è uno che dice Sharia, la parola
intanto cambia da paese a paese. Chi sono stati intervistati? A 15 anni mi sembra un pochino piccoli per dirgli che cos'è la Sharia, un po' piccolini. Adesso ho parlato un'ora fa con un francese su questo tema, è veramente stata un po' forzata. È stata forzata anche da alcuni giornalisti nostri che purtroppo non studiano, non conoscono nemmeno il fenomeno, non sanno nemmeno cosa vuol dire la parola Sharia. Questa è la parola, è proprio vera, è che si svegliano la mattina, prendono l'intelligenza artificiale, buttano un articolo perché è preso dalla Francia, perché parla qualche parolina di francese, eccoci qua, è l'invasione della... Il 50-45%. Noi oggi, anche te, dobbiamo festeggiare. No? No. Dobbiamo festeggiare la parola, ti dico, da che era 94%, sì. Vuol dire che qualche cosa è cambiata, qualche cosa sta cambiando anche nei stessi musulmani, in Francia, in Belgio, ne abbiamo parlato delle vari ex musulmani, delle varie apostà, delle varie... Insomma, questo, questa tesi insomma, ci dà ragione dal movimento del cambiamento che si stava... che si stava succedendo comunque in tutta l'Europa. Io dico al giornalista, ma lascio perdere il politico per far il lavoro del politico e fa bene a farlo, ma il giornalista che accende un tema senza anche analizzarlo, perché io avrei chiamato anche alcuni esperti, no? Che conosci, come Francesca Musacchio, come che ne so, Emilio Stornelli, come anche proprio lei direttamente, tu lo sa quanto è importante, no? Parlare di questo tema, ma senza ignoranza. Il tema senza ignoranza, perché purtroppo ne abbiamo avuti tanti, adesso si sveglia una Coricci, fa l'esperta dell'Islam. Non è così. Essere esperto di diciamo di islamistica o del mondo musulmano, insomma, lo sai meglio di me quanti anni di studi per capire anche i cambiamenti. Parola Sharia non mi fa paura. Sharia, se facciamo la comparazione tra Sharia in Marocco, Sharia in Afghanistan. C'è una bella differenza, direi. C'è quello, c'è una bellissima e lunghissima differenza. E il problema è che chi ha scritto l'articolo non sa cosa vuol dire Sharia. E mi dispiace dirlo, perché mi dispiace, perché dirlo verso a dei colleghi o a colleghi giornalisti non fanno questi errori, ma purtroppo quando sono ancora alle prime armi, diciamo, neanche giornalisti, fanno degli errori che possono fare molto male, perché poi c'è il rischio che ci portano verso a un allarmismo che invece a me oggi, se lo si chiama anche altri esperti, no? È un numero che dobbiamo veramente fissare. Il numero sta scendendo, i fratelli musulmani stanno perdendo in qualche parte. Non lo vogliamo dire a alta voce, non lo dite a alta voce, però chi segue questo, io ne sono, ci sono i fratelli musulmani, sono lì, sono presenti, non andranno mai via, stanno comprando l'Inghilterra, stanno comprando, ma sono quelli che finanziano, dialogano con i nostri governanti, proprio tutti, con la politica, con l'economia, però ce l'abbiamo lì, abbiamo sempre il signor Erdogan che detta comunque alcune leggi, abbiamo il signor Qatar, però quello che vedo io quanto seguo questo tema da ormai
35 anni, stiamo arrivando a dei numeri che avevamo prospettato 5-6 mesi fa, anche 10 mesi fa, con la bussola avevamo scritto degli articoli, che c'è un ritorno indietro. Però se una giornalista non sa nemmeno la parola sharia, se è penale, se la sharia penale o una non si è fatta nemmeno una domanda o non ha chiamato nemmeno, si sentono talmente esperti. Questo mi preoccupa però oggi. Non possiamo permetterci dei ragazzini a trattare sia la geopolitica internazionale e internazionale, che è drammatica oggi, basta andare a vedere l'Africa, quello che succede, quello che ci avrà un ritorno verso di noi, quello è sicuro, e non fanno nemmeno una ricerca per capire la differenza. C'è proprio banale, molto tra il spirituale o tra il codice penale. Cioè, Sharia ti può dire: guarda, non menare quello, fai il Ramadan, comportati bene, non rubare, non fare. Questa è la maggioranza dei musulmani. C'è una minoranza che invece ci vorrebbe aniettare, e di quella minoranza che io parlo, che io sveglio un po' l'Occidente sui fratelli musulmani, il loro progetto, che è un Islam politico, è un Islam che di conquista, è un Islam che ha già una parte l'ha conquistata e sta andando anche avanti, diciamo, ultimamente preoccupato, ma con tanti milioni che purtroppo paga il Qatar, sta avanzando moltissimo. E quello è il tema. Se oggi ci svegliamo che tutti musulmani, perché allora io ti faccio solo un esempio banalissimo, no? Come se domani ci svegliamo e te dici: oh, visto quanti cristiani leggono il Vangelo, allora c'è l'aumento della cristianità, no? Cioè, è una cosa talmente, veramente spero di... Cioè, c'è venuto tanto da ridere leggendo le tante cavolate che stiamo leggendo ultimamente, e me ne dispiace, perché alla fine mi dispiace leggere qualche cosa nel mio paese errata, confusa, isterica, e questo non ci aiuta a combattere il vero male, che è i fratelli musulmani. Il vero male è le varie moschee fai da te che crescono, le varie imam che vanno avanti e chiamano alla jihad. Adesso o noi ci svegliamo e facciamo guerra e chiudiamo, facciamo guerra, oppure se uno vuole ragionare come ha sempre fatto, si ragiona per combattere il male e non combattere tutti, perché se io vado a vedere l'amica che ne so, Fatima o chissà che è il male, quelli bisogna anche capire che i musulmani non sanno neanche nemmeno un quarto del Corano, ma nemmeno la metà del quarto del Corano, ma nemmeno il significato, quello che c'è scritto. Cioè, abbiamo degli imam, purtroppo, tanti imam, che diffondono cose che aberranti, che cose veramente da ministero, da servizi, ci sono e devono fare quel lavoro lì. Io sinceramente svegliarmi, leggere proprio 4 righe di un articolo che hai letto, e ti ringrazio, agli ascoltatori, comincio insomma un déjà vu, ma questa gente purtroppo si brucerà la carriera tra Natale e Pasqua, insomma, questo è sicuro il 100%, perché non è così che si tratta questo tema. Io da questi numeri ne sono non felice, felicissima, perché da che era il 95 arrivare al 45
che dice riferimento da vedere, perché qualcuno l'ha contestato, perché non è una ricerca scientifica, perché c'è Islam e Islam e Islam. Quale Islam hanno intervistato? Islam sciaritico, Islam sciita, Islam malachita, è complesso, scusami, ma c'è venuto da ridere, perché da qualche giorno che ridiamo, ridiamo purtroppo, e ci verrebbe anche da piangere, perché la colpa a chi lascia scrivere articoli su un tema così importante, su un tema così ecco, ripeto, capisco la politica che fa il suo lavoro, giusto, lo facciamo tutti, ma un giornalista che fa tanto per rubare l'attimo mi preoccupa e mi crea molti problemi, perché noi il lavoro su questo tema l'abbiamo fatto parecchio, cioè, abbiamo rischiato la vita su questo tema. Arrivano i figli di papà, per carità, tutto rispetto per i figli di papà, perché quelli bravi fanno un bel lavoro, ma quelli che veramente non hanno mai studiato il fenomeno e tanto come pubblicità lo usano, come slogan, mi comincio a preoccupare. Suad, ma a parte questo, come mai i giovani musulmani, cioè qual è la causa di questa occidentalizzazione? Perché i tassi scendono? Bravo, vedi, perché qualcuno ha cominciato a studiare. Il TikTok ha aperto molti occhi. Se uno entra oggi e uno sembra strano, dice ma come, mi fai l'esempio del TikTok? Sì, lì ci sono tanti live, migliaia di live tutti i giorni di apostati, diciamo laici, che spiegano il Corano, la realtà dei hadith, la realtà anche delle volte crudele dei hadith, di Aisha, che il profeta ha sposato a 9 anni, per esempio. Questo sciocca tantissimi giovani, tantissimi che escono tutti i giorni, diventano laici, ati, anche ati diventano, e che non è stato spiegato loro, ma tanti dittatori giustamente non hanno mai voluto spiegare, perché alla fine è anche con la religione che tieni un popolo, che lo metti sotto, che gli fai paura. Vedi l'Algeria, no? Ti ricordi la famosa Algeria, no? Che come era, come viveva e come ridotta, oppure l'Iran stesso, oppure l'Afghanistan, hanno giocato a mettere, no? La Sharia, ecco, quella vera, quella di tagliare anche la mano e controllare il popolo. Oggi il popolo non lo controlli più, perché in quel live ci stanno donne, ragazzi, uomini, c'è tutto, c'è di tutto. E devo dire, e te ne avevo parlato in un'altra puntata, infatti i fratelli musulmani sono preoccupatissimi di questo fatto qua. E l'abbiamo visto, delle donne che vanno a parlare in televisione tranquillamente, no? Adesso, e dire io sono una posa, io sono uscito, sono un ex musulmano, e la gente sta lavorando stanno studiando per capire che religione hanno professato fino adesso, chi crede rimane credente, chi aveva dei dubbi diventa ex, e chi non aveva tanti dubbi ne esce totalmente. È un lavoro, devo dire, questo sì, che si sta facendo, è interessantissimo in tutte le lingue, devo dire. Prima mi preoccupava perché non c'era la lingua italiana, c'era più francese, arabo, inglese. Adesso c'è anche qualcuno che lo fa in italiano, e c'è una presa di coscienza. E questo a me oggi, tanto buio, buio, no? Giornate buie, io un momento dico wow, bene,
qualche cosa sta muovendo. Il problema è la delinquenza che arriva in Italia. Il problema è che non li dobbiamo più far entrare. Il problema è che bisogna mandarli via a casa subito. E quelli che fanno delinquenza, quelli che spacciano, è quello che ancora non riusciamo, ecco, a vedere totalmente. Quelli bisogna fare un ripulit, lasciare le persone che veramente, come dice Salvini tutti i giorni, chi si comporta bene, il mio amico, chi non si comporta bene, calci. Lo diciamo anche noi, calci ma subito. Ci sono aerei che partono tutti i giorni, li prendi 4, 5, 6, 10 ogni giorno e li accompagni, perché è facilmente, uno li riconosce facilmente, chi viene dalla Tunisia, viene dal Marocco. I delinquenti non ne possono più neanche diciamo il musulmano moderato che non gli frega niente, prega per conto suo, non va alla moschea e non frequenta quell'ambiente, diciamo, estremista e radicalizzato, vive come viviamo tutti noi. E il problema è che continuiamo a avere paura di quelle strade, continuiamo a avere paura di accoltellamenti continui, perché qualcuno questi li ha mandati qui, se noi non riusciamo, le strade sono piene. Questo secondo me è anche un problema molto, ecco, da affrontare. Ecco, per esempio, sì, per quanto? No, dimmi. No, io pensavo infatti al caso di questo ragazzo, questo studente della Bocconi, che l'altra sera è stato aggredito 5 contro 1. Alcuni di questi ragazzi, insomma, presunti aggressori, sono italiani di seconda generazione e naturalmente la cosa che più dà dolore sono le conversazioni captate in caserma dai carabinieri o dalla polizia, ora non ricordo, dove questi ragazzi dicono: ah sì, potremmo andarlo a trovare in ospedale, ma tanto se muore ci fa un favore, eccetera, eccetera. Ora qui c'è un ragazzo di 22 anni, studente universitario, che per 50 pidocchiosi euro è finito, rischia di finire con una gamba completamente anchilosata per tutto il resto della sua vita, e ci sono questi nuovi italiani che già che circolano e insomma tenderebbero a compiere questi atti di violenza, se ovviamente verrà dimostrata la loro colpevolezza, perché siamo garantisti. Ma a maggior ragione dov'è che nasce questo problema? C'è il problema, te l'ho detto prima, c'è questi gang, questi gruppi che sono proprio cani sciolti, che vanno spediti subito, via. Cioè, bisogna fare il coprifuoco la sera, gente che la trovi per strada di quel tipo lì, bisogna arrestarli. Il problema è che il cane che si morde la coda, uno li arresta, poi c'è il giudice che li libera, non fanno neanche un giorno di galera, il poliziotto sta ancora lì a scrivere e il verbale, quelli già sono fuori, hanno un foglio di via, il secondo foglio di via, alcuni anche 6 fogli di via, e nessuno li manda via, perché c'è sempre un giudice che ti dice no, non si manda via, e il cane che si morde la coda. Qui o bisogna essere d'accordo tutti quanti sulla stessa cosa, o il rischio è questo. Ma guarda che chi è che sta tranquillo con i figli che escono fuori anche per un aperitivo? Nessuno, nessuna parte, né a Milano né a Roma, nessuna parte. C'è una paura terribile, sono senza, come si dice, senza pietà, sono senza pietà. E questi sono andati per uccidere. Io l'ho visto il video, quello è per uccidere, non è per andare a rubare 50 euro. Quelli volevano ucciderlo, perciò che cosa dobbiamo fare? Teniamoli qui, facciamo anche il processo, questi vanno mandati via all'istante. E il problema è come mai che non si mandano via? Questa è la domanda che purtroppo ci facciamo tutti quanti, ma rimane sempre senza risposta. Ne abbiamo parlato tantissime volte e purtroppo questi
continuano ad andare in giro, le Maranza o tipo ma di che cosa? Ma un gruppo del genere, sai chi sono? Basta entrare su TikTok, li vedi chi sono, cosa li minacce che fanno tutti i giorni agli italiani, a tutti, alle donne, ragazza aggredita perché portava il velo, tante, e accoltellamenti continui. Il problema è che non c'è la certezza della pena. Ecco, non c'è gente che ha 6 fogli di via e sta ancora in Italia. Ditemi a chi lo dobbiamo dire? Perché il giudice ti dice una cosa, altri ti dicono un'altra cosa, e i nostri forze dell'ordine non ce la fanno più, che vengono malmenati anche loro. Questo abbiamo detto e ridetto. Bisogna trovare una soluzione chiara. Senti, il 30 di novembre c'è un evento a Roma organizzato da Armando Siri. Di che cosa si tratterà? E quella è una sorpresa, una bella arca, un bell'incontro che secondo me non dovete mancare, perché è organizzato da Armando Siri. Devo dire, ho visto solo, sbirciato un pochino, ma è una cosa molto importante, molto grande, e non posso parlarne prima. Eventualmente bisogna invitare Armando Siri, in modo che spiega, insomma, il progetto è secondo me molto interessante, molto importante, e lui lo sa, insomma, l'ammirazione che ci dà quell'uomo tutti i giorni, insomma, quella reale, quella colta, quell'anima colta, quella insomma onesta, devo dire, vale la pena seguire. Molto bene, allora Suad, per finire, quali sono ora i tuoi prossimi appuntamenti? E qui il 25 novembre alla Camera dei Deputati, alla presenza del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e faremo l'incontro sulla violenza, sul femminicidio che continua a colpire, e capire un pochino dove abbiamo sbagliato tutti quanti. Ci domanderemo anche noi, donne tra donne, e ci diremo, insomma, tratteremo il tema della violenza, tratteremo e non banalizzarlo come fa una certa sinistra, cercare di non fare dei incontri sul 25 novembre, ma farli su altro e non sulla violenza. E anche lì un tema da non sottovalutare, che continua fino a ieri, continuano le violenze sulle donne. Non è patriarcato come qualcuno ci vorrebbe, se no matriarcato. Bisogna fare un'analisi. Le donne oggi, perché abbiamo provato tutte le maniere, anche l'istituzione ha provato tutte le maniere, qui bisogna cominciare a fare un esame di coscienza, perché noi questi uomini li abbiamo partoriti. Non ho altro da aggiungere, grazie Suad. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. As I reach for a peach, slide a ride down behind the sofa in Saint-Tropez, breaking a stick with a brick on the sand, riding a wave in the wake of an old sedan, sleeping alone in the drone of the darkness, scratched by the sand that fell from our love, deep in my dreams, and I still hear her calling. If you're alone, I'll come home. Backward and homebound, the pigeon, the dove, gone with the wind and the rain on the airplane, boning a home with no silver spoon. I'm drinking champagne like a good tycoon. Sooner than wait for a break in the weather, I'll gather my
country style and listen to the things they say. Digging for gold in the hole in my hand. Open the book, take a look at the way things stand. And you're leading me down to the place by the sea. I hear your soft voice calling to me, making a day for. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. A te la linea, Antonino. Grazie cara Natalia, alle 19:10 minuti e 12 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, ma io voglio salutare l'avvocato Claudio De Filippi che è al telefono con noi. Buonasera avvocato. Caro Antonino, ciao a te e a tutti i radioascoltatori. Allora, oggi stasera doveva venire un importante ospite che veniva a parlarci di tasse, perché questo è l'argomento più importante in questo momento, solo che a me ha avvertito un quarto d'ora fa e quindi purtroppo è sfumata in extremis, non è possibile sostituire l'ospite, come purtroppo a volte succede. Sì. Però, visto che l'argomento era questo, io lo manterrei, se tu sei d'accordo, Antonio. Sì. Allora, praticamente diciamo che io mi ero preparato una puntata con uno specialista, poi lo rinviteremo a breve, per il quale diceva questa rottamazione che dicevamo che le forze politiche del centrodestra hanno sempre perseguito, hanno cercato di portare avanti, in particolare la Lega, si è distinta in questo. Adesso sempre il movimento politico Lega vuole ritornare a parlare di rottamazione anche per gli accertamenti, perché come ci hanno detto gli ospiti precedenti, cioè praticamente mi sembra che avevamo parlato con lo stesso Gus Meroli, che è colui che era venuto 2 volte in radio a parlarci qua da queste onde magiche, come dice Antonino, del fatto che appunto la rottamazione sarà solo per le cartelle, salvo ovviamente cambiamenti dell'ultimo momento con gli emendamenti e quello che ne consegue. Quindi fondamentalmente la Lega sta cercando di ampliare questo quadro che si limita solo alle cartelle e agli avvisi bonari. Che cosa sono le cartelle? Penso che tutti sappiano di cosa parliamo. Quindi fondamentalmente gli avvisi bonari sono praticamente quando tu dichiari l'IVA, non riesci a pagare l'IVA e ti arriva l'avviso che c'è da pagare con una maggiorazione. Ecco, tutto quello che praticamente riguarda le autodichiarazioni, quindi riguarda l'IVA, l'IRPEF, tutte le tasse che vogliamo, è praticamente autodichiarato e quindi sostanzialmente sarà contemplato nella rottamazione fino al 30/12/23. Invece, quello che va fuori rispetto a questo ambito, gli accertamenti del fisco, quando praticamente arriva un accertamento per dire la tua dichiarazione non va bene, serve un'integrazione, hai dichiarato meno, ci sono delle voci che non hai dichiarato, allora sia a seguito di un accertamento che generato dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate o da entrambe, perché a volte prima una e poi l'altra, generano una voce ulteriore rispetto a quella della dichiarazione da parte del contribuente e quindi questa sembrerebbe che non sia contemplata dalla nuova rottamazione quinquies. E quindi, visto che ci sono molti radioascoltatori e in generale moltissimi cittadini, imprese, artigiani e aziende
che vogliono, e professionisti, che vogliono assolutamente sapere della rottamazione, cosa succede e quant'altro, anche perché a volte hanno procedure esecutive, hanno pignoramenti dei conti correnti, hanno ipoteche o preavvisi di ipoteche, preavvisi di fermo e quant'altro, e quindi vogliono mettersi in regola. Questa è la cosa più importante, perché i cittadini vogliono pagare e quindi hanno una particolare attenzione a questo nuovo provvedimento che il governo sta per ovviamente approvare. L'approvazione della rottamazione quinquies, molti chiedono quando sarà l'approvazione entro il 16 di dicembre. Mi sembra che sia la data limite per la cosiddetta finanziaria, no? Per la legge di bilancio che vada ad approvare le leggi più importanti in materia finanziaria e fiscale. Però poi i cittadini chiedono: ma quando sarà possibile praticamente poter depositare l'istanza per farla? Pensiamo da gennaio fino al 30 aprile 2026, quindi c'è tutto il tempo per poter depositare la istanza, ma sembrerebbe che dai decreti, non ci sono ancora i decreti attuativi, ma sembrerebbe che la legge preveda che stavolta non sia più che la domanda venga fatta dai singoli cittadini, perché ogni rottamazione è praticamente una storia a sé. Visto che le rottamazioni adesso siamo alla quinta, ma ne hanno riaperte più di una, quindi saremo alla sesta, alla settima, all'ottava, praticamente cosa succede? Succede che la rottamazione questa volta verrà fatta, sembrerebbe, salvo ovviamente cambiamenti in corsa all'ultimo minuto, che si possono sempre fare, che venga praticamente disposta dalla stessa Equitalia, la quale ricevuta la domanda, la richiesta, che sarà disponibile dopo l'8 di gennaio, immaginiamo, ricevuta la richiesta, farà lei la proposta, cioè farà lei mi invierà la proposta per rottamare le somme. E come ci ha detto, lo chiamo ancora in causa una volta, lo stesso Gusmeroli, che è il padre della rottamazione quinquies, ci saranno degli interessi. Questi interessi sembrerebbe che arrivino fino al 4%, perché ovviamente la lunghezza della rottamazione questa volta sarà quasi doppia rispetto alla prima versione, e quindi avere un 4% di interessi da spalmare in questa rottamazione che arriva a 9 anni, ben 9 anni. Quindi un grandissimo successo personale dell'onorevole Gusmeroli, che è riuscito a mettere il suo nome su una legge per cui ci sono la rottamazione, tantissime aspettative dei cittadini, ma soprattutto dobbiamo dire che è riuscito a cambiare una regola non scritta, che finora sembrava che le rottamazioni dovessero andare avanti a 5 anni, perché finora erano sempre state di 5 anni e tutti a dire ma è troppo poco, ci vuole più tempo, eccetera, eccetera. Quindi fondamentalmente il successo di questa legge, lui voleva portarla a 10 anni, è stata ridotta di 1, quindi sarebbero 108 rate mensili, per la verità 54 bimestrali, quindi non è un pagamento mensile come molti continuano a chiedere, è un pagamento bimestrale ogni 2 mesi. È chiaro che il ritardo che l'onorevole Gusmeroli aveva immaginato di 8 rate è stato ridotto a 4, ma 4, cioè 2 rate bimestrali, quindi 4 mesi, quindi 2 rate in realtà, ma che sono 4 mesi. Quindi il cittadino che non riesce a pagare regolarmente il primo bimestre può farlo il secondo bimestre, quindi ha 2 rate di scadenza in realtà di 4 mesi. Questo è sicuramente il massimo che si è potuto fino ad oggi raggiungere come risultato.
dal momento che le vecchie rottamazioni avevano un ritardo di soli 5 giorni. Quindi se tu non pagavi la rata che scadeva il 30 di novembre 2025, qui scade quest'anno, avevi tempo fino al 9 di dicembre, perché il 26, perché il 5 di giorni vanno a finire al 9, però se no scadeva il 5 giorni dopo. Quindi sostanzialmente questo è un grande successo, perché finalmente si è ottenuti un ritardo, la possibilità di ritardare nella rottamazione come nelle rateizzazioni. Nelle rateizzazioni il ritardo è massimo di 8 mesi. Se il cittadino non paga, ha un ritardo di più di 7 rate, così dice la norma, quindi arriva all'8ª, decade automaticamente. Molti ci chiedono, ma questa decadenza viene notificata? Purtroppo no, non viene notificata la decadenza anche dalla rateizzazione ordinaria, e così non sarà notificata la decadenza dalla rottamazione. Quindi attenzione, perché se si arriva oltre il limite si rischia che ovviamente il piano salta. Allora, se il piano salta nella rateizzazione, la cifra rimane quella, perché la rateizzazione non ha nessuna riduzione, non ha nessuno sconto per il cittadino. Invece nella rottamazione lo sconto c'è, e come, e chi decade dalla rottamazione si può trovare a dover ripagare il vecchio debito. Facciamo un esempio: se ho un debito di 100.000, all'incirca con la rottamazione posso arrivare ad avere uno sconto di fino e anche oltre del 50.000 euro, 50%, più o meno, dipende da caso per caso, perché stavolta ovviamente lo sconto sarà più, diciamo, fisso rispetto alle altre rottamazioni, se non verranno annoverati anche gli accertamenti fiscali, perché sugli accertamenti fiscali le sanzioni sappiamo che arrivano dal 200 al 300 al 360%, e quindi sugli accertamenti fare la rottamazione diventa molto interessante, perché le sanzioni che si abbattono a volte arrivano fino al 360%, quindi sono tantissimo. In realtà, se questo poi verrà, poi speriamo di sì, perché sarebbe giusto che la rottamazione nuova avesse un po' gli stessi diciamo target e obiettivi, e diciamo anche avesse gli stessi requisiti delle altre, e quindi visto che le altre ce l'avevano non si capisce che questa non ce la debba avere. Ecco, quindi detto questo abbiamo dato un po' ai cittadini una spiegazione di tutto quello che può succedere. Quindi adesso cosa può succedere? Può succedere che il legislatore intervenga. Noi ce l'auguriamo che il legislatore faccia la sua parte e che praticamente possa ampliare, anche se le somme, il bilancio è risicato, eccetera, eccetera, faccia rientrare anche tutti gli accertamenti. E si parla non di tutti, proprio tutti, ma almeno di quelli meno, diciamo, quegli accertamenti meno, come posso dire, che possano creare, cioè, quando c'è un accertamento formale, quando c'è un accertamento a tavolino, eccetera, eccetera, quegli accertamenti meno gravosi, meno pesanti, in cui il cittadino possa far entrare nella rottamazione. È chiaro che quando ci sono invece accertamenti che prevedono che ci sono delle fatture false, delle fatture che non esistono, eccetera, eccetera, è chiaro che le cose sono molto diverse. Quindi limitare qualcosa sugli accertamenti ai quelli meno gravi, meno diciamo dove non c'è una colpa grave del contribuente, dove non c'è un dolo addirittura, e quindi a quel punto sarebbe opportuno che questo
venga fatto, perché i cittadini possano, e gli accertamenti comunque incidono pesantemente, e quindi è chiaro che a questo punto sarebbe positivo che si venisse a premiare i cittadini che non hanno compiuto nessun reato nell'ambito delle dichiarazioni, siano cittadini onesti e che vogliano pagare le tasse, perché le sanzioni sono molto forti, molto pesanti. Un'ultima cosa, Antonino sa che io lo ribadisco sempre, spesso e volentieri, quando si parla di sanzioni, si parla di sanzioni molto pesanti, quindi è chiaro che il ridurle a zero, azzerarle da parte della rottamazione, non fa altro che farci capire che il futuro è un futuro con sanzioni meno elevate, meno gravose. Per la verità lo Stato fa fatica a ridurre queste sanzioni, ma la legge lo prevede, e soprattutto lo prevedono la Corte di Giustizia del Lussemburgo, la Corte di Cassazione e anche la Corte Costituzionale. Quindi il trend, se così possiamo dire, è un trend di riduzione delle sanzioni, e questo trend è opportuno che venga portato avanti con velocità per permettere ai cittadini che sono in difficoltà, ovviamente, soprattutto in questo momento, di poter onorare i loro debiti con lo Stato, perché i cittadini non sono evasori, sono persone in difficoltà nelle loro aziende, nelle loro attività, che meritano, e questo la Lega lo ha capito, a differenza di tanti altri movimenti politici, la Lega ha capito che i cittadini hanno bisogno di una mano e quindi gliela sta dando. Infatti, questa è la cosa più importante, anche perché è ora di finirla con i discorsi, sono misure per i furbi e quella. Beh, se uno ha dichiarato, ha accertato e non poteva pagare, tutto è meno che furbo, per cui lo Stato deve occuparsi anche di lui, se no non è giustizia. Non è giustizia neanche sociale, aggiungerei, se mi posso permettere. Per quanto riguarda le sanzioni, ahimè, questa la trovo una cosa ancora draconiana, ma dovrà venire il giorno in cui anche le sanzioni avranno un ruolo, diciamo, un peso molto più umano rispetto a quello che c'è adesso. Comunque, avremo modo anche di trattare questo argomento. Avvocato, sono quasi le 19:27, ho ancora 3 minuti prima della chiusura di questo spazio. Questa settimana c'è stata un'invereconda gazzarra sulla buonanima di Giovanni Falcone, gli hanno fatto dire tutto e il contrario di tutto. Ma perché fa così paura la separazione delle carriere? Ma vedi Antonino, il discorso che il precedente ospite, il giudice Bobbio, se non vado errato, che abbiamo invitato la scorsa volta, ci ha riferito che diciamo la magistratura ormai non segue neanche più i canoni di sinistra e destra. La magistratura fa quello che fa nel suo interesse e quindi fondamentalmente difende le sue prerogative e difende le sue aspettative di mantenere lo status quo. Ecco, questo è molto sbagliato, perché la magistratura non deve avere paura delle novità e soprattutto di dare maggiori garanzie ai cittadini, perché laddove la garanzia è scritta nella legge, prima ancora del processo, prima ancora della sentenza, rafforza l'immagine, rafforza la credibilità della magistratura, e quindi avere paura di riforme sacrosante come quella della separazione delle carriere, per la quale tantissimi paesi europei hanno l'hanno già attuata da tanti anni e noi siamo ancora qua a parlarne, praticamente questo rafforza l'idea che la magistratura abbia da temere da riforme che vanno nella direzione delle garanzie dei cittadini. Invece i cittadini vogliono maggiori garanzie e la prima garanzia è quella che il pubblico ministero stia lontano, separato, diviso rispetto alla magistratura giudicante. Il giudice in questo caso, come diceva Platone, se non vado errato le mie conoscenze liceali, diceva che il giudice deve vivere in una colonna, in una torre di vetro,
e quindi deve essere assolutamente trasparente sopra le parti e non avvicinarsi mai a una o entrambe, perché ovviamente la sua funzione è una funzione sacra di terzietà, di indipendenza e di imparzialità. Laddove si avvicina e laddove scambia il ruolo con il pubblico ministero, che prima è giudice, poi diventa PM, poi diventa PM, poi diventa giudice, come spesso accade, e laddove alcuni dicono addirittura che il giudice teme il pubblico ministero, allora lì non c'è questa imparzialità chiara agli occhi di tutti. Perché l'ultima cosa è questa: il giudice deve essere imparziale, ma prima di tutto deve anche apparire tale. Molto bene. Allora, avvocato, grazie e al piacere di ritrovarci tra una settimana. Benissimo, caro Antonino, saluto te e tutti i radioascoltatori. Grazie ancora. Adesso sigla e poi buona serata. Sigla e poi ci sentiamo. Teresa De Sio, Fatta una pizza del 2017. A tra poco. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Alle carte vedete. Fatta una pizza che fumarola in coppa, vedrai che il mondo poi ti sorriderà. Fatta una pizza e crescerai più forte, nessuno più ti fermerà. Fatta una pizza, lieva da sto Svezia. Mafia, che brutta bestia, e c'hai ragione. Noi non vogliamo questa tradizione. Dieta mediterranea e ti fa bene, ma che ti serve se ti fai le pere? SOS la nazione, e noi non vogliamo questa tradizione. SOS alla nazione, adesso dateci una posizione. Fatta una pizza, capumarola in coppa, vedrai che il mondo poi ti sorriderà. Fatta una pizza e crescerai più forte, nessuno ti fermerà. Fatta una pizza, lieva da Svezia. E la linea, Antonino. Grazie a te, Natalia. Alle 19:32 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. E beh, oddio, visto l'orario, fatta una pizza e la vita dopo ti sorriderà. Generalmente sì, la pizza aiuta a far sorridere la vita, e poi del resto è una di quelle gioie che aiutano e non poco. Poi ce n'è un'altra di gioia, come dice un proverbio, dice: i soldi non fanno la felicità. Questo è vero, però possono comprare un Alfa Romeo, e non si è mai visto nessuno piangere a bordo di un Alfa Romeo. Bene, detto ciò, lo sapete, ognuno ha le sue passioni. Detto ciò, noi adesso diamo una breve occhiata alle agenzie, perché, signore e signori, qui sembra che ci sia aria di svolta soprattutto per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Sapete che è stato reso noto quest'oggi che ci sono dei generali americani che a quanto pare hanno raggiunto Kiev e hanno avuto un colloquio con Zelensky. L'idea è quella di far chiudere la guerra, e infatti l'ANSA batte Ucraina, gli USA, Trump lavora a un piano per la fine della guerra.
Mosca nega di aver ricevuto una proposta ufficiale da Washington. Rubio: entrambe le parti devono accettare condizioni difficili ma necessarie. Kiev: progetto assurdo e inaccettabile. Secondo i media si prevede tra l'altro la rinuncia del Donbass. Ancora il provvedimento chiede il decreto per l'ex Ilva, Taranto fabbrica occupata e blocchi stradali. La moglie del dissidente kazako Shalabayeva, confermata la condanna dei 5 poliziotti. Piantedosi: siamo vicini agli agenti. Presunte plusvalenze fittizie, falso in bilancio. Il presidente del Napoli De Laurentiis è stato rinviato a giudizio. Questa notizia è l'apertura invece dell'ADN Kronos. Ecco qua. Napoli, De Laurentiis rinviata a giudizio, l'accusa di falso in bilancio. Nell'indagine insieme al partenopeo anche la società azzurra e Andrea Chiavelli. La difesa: siamo stupiti. Poi ancora Roma, triplice omicidio a Prati, ergastolo per Gian Davide De Paul, tre le donne uccise a coltellate lo scorso 17 novembre del 2022. Abbiamo poi l'Ucraina, sempre sull'ADN Kronos. UE, pace solo se Kiev ed Europa sono d'accordo. Zelensky parlerà con Trump. Fonti ucraine: piano USA-Russia assurdo e inaccettabile. Incendio poi alla COP30 in Brasile, sono stati evacuati i partecipanti. Il rogo in un padiglione della conferenza internazionale sul clima che si concluderà venerdì. Fa quasi ridere perché è sul riscaldamento globale, più riscaldamento di un incendio, vedi tu. Influenza, alert CDC, insolito trend precoce, vaccinarsi senza indugio, rischio di una stagione pesante, il virus in anticipo di 3-4 settimane rispetto alle ultime 2 stagioni. Un ceppo recente guida la circolazione, si teme pressione sul servizio sanitario. Apriamo intanto i telefoni allo 0292947222, le zappe al 340 670 9659. A proposito, nei giorni scorsi ha tenuto banco la questione Mounjaro, il farmaco, uno dei farmaci più gettonati per quanto riguarda il dimagrimento, viene utilizzato anche per dimagrire. Ecco, Robbie Williams, sapete che ha dichiarato pubblicamente che sta diventando cieco perché continua a iniettarsi il Mounjaro. Ora, l'ADN Kronos ha parlato con la presidente della Società Italiana di Diabetologia e dice questo: Robbie Williams e l'antiobesità, gli esperti, rischio cecità, non c'è causa-effetto. La presidente della Società Italiana di Diabetologia fa chiarezza: non esistono prove scientifiche, i pazienti devono stare tranquilli, batta sotto controllo medico. La voglia di dimagrire, la scorciatoia dei nuovi farmaci antiobesità, gli agonisti GPL1 per la cura del diabete. Dopo il successo di queste terapie nel far calare il peso di chi le usa, arrivano anche i racconti delle conseguenze di chi ha optato a scelte. Il cantante Robbie Williams ha rivelato di soffrire di problemi alla vista, comparsi dopo aver utilizzato un farmaco per dimagrire. E in Italia la senatrice Micaela Biancofiore ha spiegato di avere lo stesso problema della star ex Take That. A fare chiarezza interviene Raffaella Buzzetti, presidente della Società Italiana di Diabetologia. Non esistono prove scientifiche di un rapporto causa-effetto tra l'uso di questi farmaci e la comparsa di danni agli occhi. I pazienti devono dunque stare tranquilli e fare le abituali visite di controllo dal diabetologo e dall'oculista. Oggi abbiamo sempre raccomandato ai nostri pazienti di effettuare visite oculistiche periodiche per valutare lo stato dei vasi della retina e del nervo ottico. In primo luogo per gli effetti nocivi che l'iperglicemia determina, a prescindere dalla terapia che la persona col diabete sta seguendo. Questa raccomandazione è dunque più che mai valida ed attuale alla luce di questi segnali da attenzionare, evidenzia Buzzetti. La vista delle persone che utilizzano i farmaci GPL1 per il diabete o per l'obesità è davvero a rischio? Non c'è alcun rapporto di causa-effetto scientificamente provato, precisa la presidente della Società Italiana di Diabetologia. Il tema davvero prioritario è che ogni farmaco può avere effetti indesiderati. È il motivo per cui qualunque terapia va fatta sotto controllo medico che al minimo segnale d'allarme sa come gestire un eventuale effetto indesiderato prima che faccia danno. E non fanno certa eccezione gli analoghi recettoriali del GLP1, GLP1RA, utilizzati già da molti anni per il trattamento del diabete di tipo 2 e più di recente per l'obesità.
Nessuna terapia, raccomanda la specialista, va mai fatta in autogestione sol perché consigliata da un'amica. Abbiamo una telefonata, pronto? Chi è là? Non è pronto. Va bene, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione. Vi ricordo 340 670 9659 per le vostre zap o WhatsApp. Intanto diamo un'altra occhiata alle agenzie, stavolta andiamo sull'AGI, anche l'AGI stasera apre in tema internazionale. Zelensky riceve la bozza del piano USA per la pace, pronti a lavorare in modo costruttivo. Ma vediamo se no, niente. Andiamo a vedere cosa come viene vista, insomma, la vicenda da parte dell'AGI. Eccoci qua. Or dunque, l'Ucraina, scrive l'AGI, ha detto di aver ricevuto una bozza del piano USA per porre fine alla guerra con la Russia, affermando di essere pronta a lavorare in modo costruttivo con Washington al riguardo. Il presidente ucraino ha ufficialmente ricevuto una bozza di piano dagli Stati Uniti che, secondo la valutazione americana, potrebbe rivitalizzare la diplomazia, ha detto la presidenza su Telegram. Si precisa che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prevede di discutere nei prossimi giorni col suo omologo americano Donald Trump delle possibilità diplomatiche disponibili e dei principali punti necessari per la pace. Siamo pronti a lavorare in modo costruttivo con la parte americana e i nostri partner in Europa e nel mondo per raggiungere la pace, ha aggiunto. Un alto funzionario contattato dall'AFP sotto copertura dell'anonimato ha riferito che l'Ucraina ha ricevuto una proposta americana per por fine a più di 3 anni di conflitto. Questo piano comprende in particolare il riconoscimento delle conquiste della Russia in Ucraina, di cui occupa circa il 20% del territorio, prevede anche una riduzione delle dimensioni dell'esercito ucraino della metà e l'abbandono delle sue armi a lungo raggio. Fonti vicine al presidente hanno chiarito che l'idea ha suscitato ben poco entusiasmo, un eufemismo per raccontare lo sconcerto di fronte al fatto che Washington sembra orientarsi verso un allineamento sulle richieste di Mosca. Inevitabile che il tema sia stato discusso oggi da Zelensky con la delegazione di alto livello del Pentagono che ha ricevuto il segretario per l'esercito Dan Driscoll e il capo di Stato Maggiore Randy George. Ma adesso il telefono, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Vai Michele, ciao. Bonsoir, un saluto noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va, ça va bien, ladies and gentlemen, welcome. Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna sulle magiche onde di Radio Libertà, la Talk Radio. Come va Antonino, tutto bene? Sì, tutto abbastanza tranquillo, dai. Un po' freddo stasera, però bene, dai. È un po' freddo, vabbè, d'altronde siamo in pieno inverno. Dunque, vado con il mio editoriale. Vai. Il punto di Michele Caruso, vietato disturbare Giorgia Meloni. Il messaggio è arrivato chiaro anche al Parlamento europeo, tanto che con un blitz in conferenza dei presidenti, il capogruppo e presidente del Partito Popolare Europeo Manfred Weber ha chiesto e ottenuto con l'aiuto dell'estrema destra il blocco di una missione in Italia dell'Eurocamera con focus sullo Stato di diritto, la libertà di stampa e la giustizia. Lo stop ordinato ottenuto dal PPE non solo getta l'istituzione europea di nuovo nell'imbarazzo e fa gridare opposizioni, ma non solo al servilismo dell'UE nei confronti di alcuni governi, ma rappresenta il terzo punto di rottura all'interno della maggioranza Ursula von der Leyen, con i popolari che per la terza volta usano le destre per far passare le proprie posizioni. L'accordo sulla missione era stato trovato già 2 mesi fa in la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, stava già lavorando ai preparativi del viaggio e degli incontri che si sarebbero dovuti tenere. Incontri che avrebbero trattato i temi dello Stato di diritto e con particolare attenzione della giustizia e libertà di stampa, anche alla luce delle pesanti dichiarazioni del conduttore di Report, il Frio Ronucci, ricordiamo vittima di un atto intimidatorio, per cui si sta ancora indagando, del direttore di fanpage Francesco Cancellato, in audizione a Bruxelles lo scorso maggio. Tutto è filato liscio fino al pomeriggio del 19 novembre, quando è stata convocata la conferenza dei presidenti che ha l'ultima parola anche sulle missioni organizzate dal Parlamento UE. Secondo quanto ha preso Manfred Weber, alleato di Antonio Tajani, ministro degli esteri alla Farnesina in Europa e all'interno dello stesso PPE, ha chiesto, ottenuto sul suo
credito col supporto dell'estrema destra del Partito Europeo di Giorgia Meloni e i Patrioti, formazione nella quale milita anche la Lega, di annullare il viaggio della delegazione. Vado a concludere, la motivazione, da quanto riferito da fonti interne, è legata a possibili interferenze nel processo di voto in vista del referendum in Italia, referendum che fanno sapere da ambienti di governo potrebbe tenersi il 22 marzo. Dunque per le consultazioni, tanto che la stessa missione è stata posticipata dopo le prime consultazioni a giugno 2026. La Corte di Cassazione ha accettato i quesiti referendari e allora bisogna chiedersi, c'è da chiarire, ecco, se tutto questo possa essere un qualche cosa di positivo, perché in presenza delle criticità, se Giorgia Meloni non ha niente da nascondere, dica ai suoi in Europa di evitare questa vera e propria censura, o magari invece le fa comodo. A te un parere da Michele Caruso, grazie e buona serata. Ammetto di non aver capito bene il tema della questione. Detto ciò, Giorgia Meloni non mi sembra persona da sotterfugi, quindi l'argomento mi sembra abbastanza chiaro. Con questo terminiamo. Io ringrazio tutti voi. Ci ritroviamo domani alle 17:30 per Chilometro Zoom con Lorenzo Viviani. E che dire di più? Che noi ci salutiamo con Lucio Battisti, il mio canto libero del 1972. Grazie ancora per averci seguito e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è. Respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai. Nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai